Occupabile, con il lavoro svolto in questi 2 anni, ha avviato un nuovo modo di lavorare tra soggetti pubblico e privati a favore dell'inserimento lavorativo. Quindi importante per il proseguo di questo lavoro, per il futuro, è che i nodi della rete sappiano effettivamente mettere assieme le competenze, evidentemente questo per poter favorire la crescita di opportunità. Diversamente il rischio è quello di veder alimentate solamente le debolezze che ci sono sul territorio. La scommessa è stata vinta in questo momento, l'auspicio è che questo lavoro possa continuare anche senza le risorse di un progetto di finanziamenti come quelli che l'iniziativa comunitaria EICOLA mette a disposizione. I presupposti vi sono tutti, basti pensare che la provincia di Pordenone ha assunto nel corso di questi ultimi 6 mesi la governance di questo lavoro di rete. Per noi rete è un valore, per noi rete è mettere insieme competenze diverse, per noi rete è riuscire in questo caso a favorire l'utente finale nel beneficiare di servizi sia pubblico che privati per l'inserimento lavorativo. Interessante capire anche per le persone che cosa significa rete. Che cos'è per me la rete? Per me la rete potrebbe essere jazz, fotografia, potrebbe essere un insieme di amici che si ritrovano in un club, ascoltano Charlie Parker, fumano un buon sigaro e bevono un buon whisky. Rete vuol dire reticolo, incrocio, strade, contatto, movimento, intersezione, quindi il concetto si amplia, vuol dire anche legame, non distinzione, assolutamente necessario per riuscire a vivere, concetto base. Poi naturalmente applicato nei vari settori, da reti necessarie che non sono ancora state attuate a reti che stiamo mettendo in piedi. Sì, credo che sia comunque un concetto molto attuale, naturalmente necessario, su cui tutti dobbiamo lavorare. Il concetto di rete, se volessi essere trendy, potrei dire che la rete ovviamente è quella di internet, del web. Da sportivo potrei dire che la rete può essere quella del tennis, del basket. Ma a me, devo dire sinceramente, se devo dare una definizione di rete, non so perché mi viene in mente un qualcosa che ti imbriglia, che ti fa prigioniero. Ecco, questa per me è la rete in senso reale. Se volessi essere trendy, la rete sarebbe fare una unione di persone che si mettono d'accordo su una ragione, insomma, di promuovere, insomma, no? di poterla diciamo, attuare praticamente ed estenderla dopo, no? Il proprio concetto anche agli altri. In questo senso rete si capisce che, certo, che è un concetto normale praticamente, ecco, secondo me, no? Che non è lontano da quello che è una rete anche nel senso comune. A me piace quella dei pescatori perché sono nato a Trieste, quindi che è composta di fili differenti, no? Si uniscono tanti insieme, lì per prendere insieme, diciamo così, un branco per esempio, no? di sardelle eccetera, no? Però sempre per mettere insieme, no? per unire praticamente, no? È vero? Quindi corrisponde a quello che anche nel senso culturale dopo diventa rete, no? È bello come termine, mi piace come termine. Io pensavo una volta, ho scritto una rivista illegale durante il fascismo, non di grande valore, ma insomma era scritta in sloveno eccetera. Adesso scusi che mi sfugge quello lì, Malaida, io pensavo che fosse una qualità di battello, no? Invece dico no, è una rete che si chiama Malaida, ma che appunto si adopera per differente diciamo, pescaggio di pesci, insomma, no? In questo senso allora siamo vicini ai pescatori, insomma,
Non so se le ho risposto. Perfetto. Se volessi essere trendy, potrei dire... La rete proprio? La rete? Sì. Io il concetto, la rete, quando pensi rete in italiano, pensi a democrazia tribale. Io sempre democrazia tribale, rete, cioè io conosci Stroili, conosci Ortis, conosci Franco Bressan e quando tocci a contare di gomi mi crodi, mi fidi e lavori, e che è le rete, la mia rete. Quando voi un imping là, non mi fidi più, è full rete, ecco, rete 5, rete 1, rete 4, ecco, fasi proprio il contadino, non so il contadino ma fasi il contadino come mio nonno. Ecco, punto. Se volessi essere trendy, potrei dire... Ma per quanto mi riguarda il concetto di rete mi fa subito pensare a quello di ipertesto, che non è equivalente ma che in gran parte gli si può paragonare, ed è un concetto che mi interessa moltissimo, un po' perché viene a rivoluzionare quella che è l'abitudine alla cosiddetta lettura sequenziale, con ricadute ovviamente anche sulle modalità di pensiero. Poi in generale il concetto di rete mi interessa perché si va scoprendo che in certi casi sono più significative le relazioni che si instaurano fra singoli elementi che non gli elementi stessi. Se volessi essere trendy, potrei dire... Per lei il concetto di rete è l'idea che due punti non sono uniti soltanto da una linea, ma da un'infinità di altri punti sparsi in uno spazio indefinito, molto ampio, ma indefinito, che congiunge tutti tra loro. Se volessi essere trendy, potrei dire... Per me il concetto di rete è una cosa efficacissima, legata all'ente Friuli nel mondo. La rete è data dai Fogolars, alcuni recentissimi, che costituiscono la rete dei collegamenti economici, culturali, sociali, storici tra il Friuli e i Fogolars. Quella è la rete efficientissima che riusciamo a gestire. Evviva la rete! Se volessi essere trendy, potrei dire... Rete, persone che lavorano e che visionano film in un lontano Estremo Oriente, ad esempio. Cioè la rete di persone, come ho detto prima, che abbiamo fatto conoscere e fatto interagire tra di loro in un contesto completamente diverso che quello che sta dall'altra parte appunto dell'emisfero, rispetto a dove viviamo e agiamo noi. E questo è un concetto che è affascinante, se ci pensiamo. Una cosa di questo genere. Se volessi essere trendy, potrei dire... Ma come presidente della Lega delle Cooperative, il concetto di rete è mettere vicino, mettere assieme varie cooperative anche di vari settori per portare avanti dei progetti innovativi che possono avere riferimento in una o più cooperative, oppure anche dei nuovi affari, dei nuovi interventi. Ecco, mettere in rete per me significa questo, e ci stiamo lavorando. La storia del mondo cooperativo è quella di mettersi in rete, perché molte cooperative collaborano tra di loro. Se volessi essere